Le locali dell'Atalbaluna Feltre in maglia bianca, allenate da Marcello Beatrice e Paolo Piscopiello, giocano con Sara Bressan alzatrice, Elisabetta Gava opposto, Beatrice Dalla Vedova e Silvia Garletta schiacciatrici, il capitano Tamara Giacomin e Martina Manzi centrali, Tamara Lazzaretti libero. Le ospiti del 6 Venezia in maglia celeste, guidate da Lucio Rienzi e Raffaele Scantamburlo, schierano il capitano Roberta Zennaro alzatrice, Vanessa Marangono opposto, Serena Bulegato e Roberta Bozzetto schiacciatrici, Sara De Marchi e Valentina Peruzzo centrali, Marta Busatto libero. Le ospiti si avvantaggiano sul 4-1 colpendo dai lati con Bozzetto, Bulegato e Marangon, ma il Feltre risponde con le violente battute in salto di Elisabetta Gava, rientrando prima sul 6 pari, passando quindi a condurre per 8-6. La frazione prosegue all'insegna dell'equilibrio con qualche errore di troppo in attacco su entrambi i fronti. Le mestrine si affidano a Marangone e Bulegato, le locali rispondono con Gava e Dalla Vedova, riuscendo inoltre a sfruttare di più le centrali. Il 6 Venezia cala in attacco subendo i contrattacchi vincenti di Gava e Dalla Vedova che spingono il Feltre sul 24-18. Le ospiti non mollano, murano la Gava, colpiscono con la Bozzetto tornando sotto a -1, ma l'invasione in seguito al potente attacco di Beatrice Dalla Vedova consegna al Feltre il primo set. La ripresa inizia con due conclusioni errate delle ragazze di casa che propiziano il break delle mestrine avanti per 3-0. Garlett e Dalla Vedova fanno ripartire l'attacco del Feltre che nonostante alcuni errori raggiunge le ospiti sull'8 pari. Il potente braccio della Marangon costituisce una vera spina nel fianco per la difesa feltrina, rilanciando nuovamente le ospiti sul 14-12, ma Dalla Vedova e Giacomin replicano prontamente azzerando il passivo sul 15 pari. Da segnalare la buona prova della giovane palleggiatrice Sara Bressan, classe 91, chiamata a sostituire l'assente Valentina Feltrin. Discreta prestazione anche per la centrale Martina Manzi, impiegata al posto dell'indisponibile Karin Sbardella, un simbolo della pallavolo bellunese. Le squadre si inseguono punto a punto fino al termine, quando le mestrine annullano 3 set point alle locali. Poi la Dalla Vedova è murata dalla Marangon, 25-24 per le ospiti. Il Feltre cancella 3 palle set con le schiacciate vincenti di Dalla Vedova e Gava, ma un errore in difesa e uno in attacco risultano fatali e il 6 Venezia fa suo il secondo parziale. I problemi della ricezione feltrina e i martellanti contrattacchi di Marangone e Bozzetto producono il break delle mestrine, avanti sul 6-2. La seconda linea risulta più fallosa, l'attacco perde qualche colpo, il servizio non dà più i buoni frutti delle frazioni precedenti e le ragazze dell'Atalbaluna sono costrette a rincorrere le ospiti, comodamente in vantaggio sull'11-6. Un calo dell'attacco veneziano, in parte dovuto alla prova sottotono dell'alzatrice Zennaro, favorisce il recupero del Feltre sul 13 pari in virtù di una serie di conclusioni vincenti di Martina Manzi e Silvia Garletta, a segno anche in battuta. Segue una fase di scadimento del gioco ricca di svarioni che sfocia nel break che proietta il 6 Venezia sul 20-16, originato da una serie di 3 errori in attacco e uno in ricezione da parte delle feltrine. Dalla Vedova, Manzi e l'ottima Garlett annullano il gap sul 22 pari. La grintosa Bulegato riporta avanti le ospiti, ma la Gava le risponde con un muro e un contrattacco vincente. Poi la schiacciata della Bozzetto resta nel campo veneziano e il Feltre si aggiudica il terzo set per 25-23. Alla ripresa del gioco le squadre si confrontano su un piano di sostanziale equilibrio. Serena Bulegato per le mestrine e Elisabetta Gava per il Feltre producono i gesti tecnici migliori. Nonostante il buon apporto dei martelli Marangon e Bulegato, le ospiti pagano l'esigua quantità di azioni sviluppate al centro, dove risultano penalizzanti le assenze di Linda Calore influenzata e di Elena Finotto affetta da lieve tendinite. Un attacco fuori della Bozzetto e 2 errori consecutivi in ricezione della Bulegato proiettano l'Atalbaluna sul 14-11. È la fase determinante per l'esito del match. La Bulegato fa gli straordinari tentando di ricucire lo strappo, ma le feltrine replicano con le efficaci combinazioni delle centrali Giacomin e Manzi, ben servite dalla giovane Sara Bressan, espandendo il vantaggio sul 19-14. Il 6 Venezia si disunisce e a nulla vale il doppio cambio operato da coach Rienzi, con l'ingresso di Virginia Destro per la Zennaro e di Giulia Di Natale per la Marangonna. Una doppia e un'alzata fuori misura della Di Natale fanno calare il sipario sulla gara delle mestrine.
Poi Tamara Giacomin mette giù il pallone chiudendo sul 25-20 partita e incontro. La partita di stasera è stata non bellissima, errori tanti in ricezione, il nostro punto debole secondo me è la ricezione che non va e la difesa, soprattutto secondo me tiriamo su pochi palloni e la maggior parte delle altre squadre invece ne tirano su veramente tanti, coprono tante palle di più rispetto a noi. Noi siamo un po' carenti. Siamo state brave a rimanere sempre concentrate e a non buttarci giù nei momenti in cui eravamo sotto. La Saretta è stata brava perché ha fatto quello che doveva fare e si è comportata molto bene, e come tutte noi che siamo state brave in tutti i fondamentali. Il muro è andato bene, la ricezione anche. Qui a Feltre ho trovato un bellissimo clima, la società è molto calda, mi sono sentita subito a casa quando sono arrivata qua. Le ragazze sono fantastiche, mi hanno sempre voluto bene e mi accolgono tutte le volte che arrivo all'allenamento con calore. Gli allenamenti sono sempre divertenti, ci sono i momenti per scherzare, i momenti per lavorare. Avendo giocato con un po' di emergenza, diciamo con la seconda palleggiatrice che ha fatto una gara con un'esperienza fantastica, soprattutto nella distribuzione, anche nel cuore che le ha messo, e l'anima. È una ragazza giovane che giocò per prima volta una partita dura in casa, che noi sempre, per noi, sempre quando giochiamo in casa è un esame. These days I'm wondering whether we should stick together. We hit a very strange chord.